Dottore, oggi è un importante momento di riflessione, di scambio per parlare di best practice e di strategie concrete per affrontare quella che è una patologia anche subdola quando si parla di demenza. È proprio così, è una straordinaria occasione questo convegno perché abbiamo la necessità di portare nei territori la linea guida sulla diagnosi e trattamento della demenza e mild cognitive impairment che si trova sul sito del Sistema Nazionale delle Linee Guida. Quindi abbiamo tanti saperi condensati in questa linea guida e diventa importante ora portare le raccomandazioni, quindi tutto ciò che siamo riusciti a sintetizzare dalle evidenze scientifiche nei contesti assistenziali, quindi nelle RSA, nei centri diurni, nei CDCD, e quindi questa è una attività che ha un grande valore in termini di sanità pubblica. Possiamo anche dire con tutta tranquillità che è la prima volta che nel nostro paese si fa un'attività del genere, perché di solito vengono scritte le linee guida e poi vengono lasciate lì. L'attività che abbiamo iniziato con il Fondo Alzheimer e Demenze 2024-2026 è un coinvolgimento di tutte le regioni, e oggi siamo qui in Veneto, proprio sul disseminare e implementare i saperi, in maniera tale da poter trasferire alle persone con demenza e ai loro familiari tutte le best practice che conosciamo. Consideriamo che questo problema riguarda il 10% della popolazione italiana, tra le persone che hanno un problema cognitivo e le persone che vivono con coloro che hanno un problema cognitivo. E quello che possiamo dire è che una persona che invecchia può avere un calo della performance cognitiva. Capire quando questo calo ha invece una connotazione di tipo patologico. Quando iniziano ad avere dei dubbi, quello che bisogna fare è andare dal medico di medicina generale, perché nel nostro sistema il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo innanzitutto quello di iniziare a discriminare tra un problema cognitivo reversibile da un problema cognitivo che richiede un approfondimento. In quel caso il medico di medicina generale invia a un centro specialistico la persona che ha una caratteristica di questo tipo. Ovviamente invia questa persona dopo aver eseguito degli esami ematochimici, dopo aver eseguito una TAC o una risonanza magnetica. Quindi è fondamentale nell'organizzazione del nostro sistema che vi sia un buon rapporto tra il medico di medicina generale e i centri specialistici. È sicuramente un argomento fondamentale. Dobbiamo anche dire che il nostro sistema sanitario nazionale si è organizzato in questi anni, ci sono delle differenze tra le regioni, la regione Veneto è sicuramente una delle regioni che si è organizzata al meglio e che all'orizzonte ci sono anche dei nuovi farmaci e dobbiamo capire bene il reale profilo rischio-beneficio, ma c'è tanta ricerca e potremmo anche dire sinteticamente che questa condizione un domani non verrà curata solo con i farmaci, ma anche con la tecnologia, ma anche con il sapere di tantissimi altri professionisti sanitari, sociosanitari, e devo dire in maniera più completa, che vanno quindi dai fisioterapisti ai terapisti occupazionali, ai logopedisti. Quindi la presa in carico complessiva, la rete attiva in un territorio di tanti professionisti, questo fa poi la qualità della cura. Quindi dobbiamo tralasciare quella visione medico-centrica e farmacocentrica della demenza. Abbiamo bisogno delle professioni di tutti e c'è un concetto che trasuda in termini di sanità pubblica. Il concetto è quello della transdisciplinarietà, perché il concetto della transdisciplinarietà è un concetto che possiamo sintetizzare in questa maniera. Se la struttura, la rete funziona, produce un quid dove non si riconoscono più le professionalità singole, ma il paziente o il familiare apprezza quel tipo di offerta sociosanitaria che deriva dalla competenza e da un lavoro coerente tra tutti i professionisti della rete. Ecco, noi dobbiamo mirare alla transdisciplinarietà e non alla interdisciplinarità e alla multidisciplinarità. È un concetto importante, ci stiamo lavorando un po' in tutti i territori, ma l'obiettivo è proprio questo. E poi l'altra questione fondamentale che chiediamo alla politica nazionale e locale, che questo problema richiede un finanziamento ad hoc. Non possiamo pensare al sistema in grande crisi di personale, soprattutto. Ci sono molte aree del paese dove mancano i centri diurni e mancano le RSA, quindi abbiamo bisogno di un finanziamento ad hoc nel settore della demenza. Ecco, questa è una richiesta molto forte che arriverà dal tavolo nazionale delle demenze nei prossimi mesi e tutto ciò verrà inserito all'interno dell'aggiornamento del piano nazionale delle demenze. Lo si sta organizzando proprio richiedendo risorse per delle azioni specifiche sulla prevenzione per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi e il supporto ai familiari dei pazienti. Ecco, è un documento importante che è in itinere in queste settimane.